La morte improvvisa e dolorosa di Mauro è un lutto che causa uno sconfinato dolore. È un dolore che fatica a trovare parole, quello che ha attraversato già di Gruaro in provincia di Venezia. Alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, amici, colleghi e musicisti si sono stretti attorno alla famiglia per dare l'ultimo saluto a Mauro Darpin, sassofonista apprezzato nel panorama musicale del Nord-Est e da anni dipendente dell'INPS. La tragedia era avvenuta domenica 7 dicembre nei boschi di Nemonzo, in Carnia, dove Mauro e il cugino Sandro Vallent, 55enne di Udine, erano andati alla ricerca di vischio per il presepe in vista delle festività natalizie. Improvvisamente un ramo aveva ceduto ed entrambi erano precipitati per circa 30 metri in un canalone ripido. Mauro è stato animato dall'amore per il cugino. Quando ha ceduto il ramo, non ha pensato 2 volte. Si è calato per raggiungere il cugino, purtroppo anche lì è precipitato. Nella chiesa, tra il silenzio e le lacrime, amici e colleghi hanno ricordato Mauro per la sua musica, la sua gentilezza e la passione con cui affrontava la vita. Un addio che lascia un vuoto profondo ma che conserva vivi ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Non era una persona che si tirava indietro, non volgeva lo sguardo dall'altra parte, si gettava con coraggio anche contro le avversità. Era un uomo che sapeva ascoltare. In poche parole, Mauro ha vissuto per gli altri.